Bene ragazzi, a tutti del comandone veneziano, siamo su Flight Simulator. Scusate se era un po' che non registro, ma purtroppo, scusatemi, ho avuto un po' di impegni e ho comprato la cloche in manetta nuova, è la X92 Pro. Ho preso anche il volante, per altre cose sto provando a giocare a Formula 1 col volante, con un volante serio, è veramente una figata. E siamo qua a Salt Lake City ragazzi, e dobbiamo fare la tappa americana Salt Lake City, Phoenix, tappa di 442 miglia circa, vediamo nel dettaglio, 441 scusate. Stiamo caricando i passeggeri, siamo su 737-800 della Delta Airlines. Ragazzi, per chi mi ha chiesto perché non uso Aerosoft e aerei quelli professionali, io ce li ho tutti, però ragazzi non ho tempo purtroppo di usare quelli perché diventa un video di 6 ore, 5 minuti e 37 secondi, quindi nel senso sono video troppo lunghi e in questo momento non ho tempo. Quindi ho anche le cuffie nuove wireless, ho fatto un po' di spese per il mio compleanno. E niente ragazzi, sono pronti a fare questa tappa americana e di fare veramente, spero di fare un bel atterraggio come gli ultimi sono stati strepitosi. Ragazzi, abbiamo l'autorizzazione a partire. Prima volta che provo il nuovo X52 Pro. Vediamo un po' come va. Abbiamo un sud-west dietro. Stai buona, mamma mia. Partiamo dalla 16L. Con tanta neve e ghiaccio c'è in pista. Abbiamo un aereo che sta atterrando, speriamo di no, lo vedo là vicino. Oh my god. Dai che facciamo subito l'incidentone. Vai Beppe che andiamo. Ok. È andato in gonna round quello, perché era proprio sotto di noi, mamma mia. Crisi nera per la torre di controllo di Salt Lake City che per poco andava a sbattere, bene. Primo decollo con il nuovo sistema. Ok raga, siamo in salita per 1.80. Siamo partiti da circa 3-4 minuti da Salt Lake City e siamo in direzione Phoenix. Eccoci qua. Buono, perfetto. Sono 2 orette di viaggio in totale e ce le godiamo. Siamo in salita per 260. Sono nuvole ma speriamo che insomma il tempo possa reggere. Andiamo subito a vedere la situazione meteo in Arizona. Contatta Salt Lake. Allora a Phoenix in questo momento nubi sparse ma buono, dai, condizioni più che accettabili.
Ok. Ottimo, qua abbiamo una... procedi, gira 175 e procediamo sulla rotta. Raga, raggiunta quota di crociera 300, il volo sta procedendo in maniera meravigliosa, siamo sopra le montagne, insomma, dello Utah, e godo. Traffico c'è il giusto, perfetto, mancano 347 miglia, 47 minuti, molto bene. Siamo ancora, diciamo, manca ancora prima di arrivare in Arizona. E me lo godo. Tutto procede per il meglio. La. Parapapapà, ok. Perfetto. Raga, mancano 171 miglia, 22 minuti. Il traffico c'è e c'è anche un buio incredibile. Siamo proprio sopra le montagne qua. Qua proprio non ci stanno, ora un fiume. Peccato, ma di giorno sarebbe stato bello vedere il paesaggio. Però, insomma, siamo vicini a Phoenix. Andiamo da Charles Barkley e vediamo cosa combiniamo. Ottimo. Secondo me troviamo una bella giornata, nel senso non troviamo problemi di pioggia, robe così. Ed è già un evento, contando che di solito quando il Cume viaggia trova sempre neve, pioggia e tutto con ragazzi, inizia la discesa a 200 e inizia il rock and roll. Ok, aspetta un attimo che abbiamo, ecco, e se no andiamo in overspeed. Buono, madonna, veramente c'è il buio più totale, megoglioni. Ok, 94 miglia. Boh, 2,15. Ok, baby, siamo in bolla, siamo. Raga, mi è nato l'avvicinamento, pista ILS 26, ho messo 2,58 la prua e nav 1 a 111.75 avviata. Ok, perfetto. Ottimo. Mancano esattamente 47 miglia, ormai ci siamo, raga, ormai ci siamo a bomba. Ragazzi, ci siamo. Ok, adesso piano piano. Stiamo virando. Ok.
Che voglio fare un bel atterraggio con il nuovo X-52 Pro. Qui a Phoenix. Traffico ce n'è un po', messo 100%, ho provato, in certi, non capisco, in certi posti che c'è meno gente, meno traffico, va più lento, qua va comunque bene. Sono le cose curiose della vita. Adesso bisogna sperare nel sentiero di discesa, è fondamentale il sentiero di discesa, senza quello non atterri. Questa è la dura legge quindiana. Dai, vai giù, figlio della mignotta. Ok ragazzi, inizia anche il sentiero di discesa. E mo ci siamo. Ok. Molto bene. Adesso mi raccomando. Ok, non mi andare più lento perché sennò so dolori. Guardate le luci di Phoenix. Bellissime le luci. Dai, come non puoi fallire. Il cubo non può fallire. E non fallirà. Adesso vedi. Diciamo che col joystick paradossalmente è più facile, però hai meno realismo, cioè fa cagare, in parole povere. È proprio brutto, brutto, brutto. Mamma mia. Secondo me c'è qualcuno che sta aspettando di partire, eh? E con tutti sti voli sicuramente non tutti sono al gate. Guarda che roba. Vai che ci siamo. Vai baby. Vai che ci siamo. Vai che ci siamo. Pianino. Ok. Perfetto baby. Fantastic. Molto good. Adesso dobbiamo... Pianino pianino. Raga, siamo arrivati, adesso scarichiamo passeggeri e bagagli. Un 747 della British Airways vicino a noi. Un saluto al comandante veneziano, bel volo. Prossima tappa mi piacerebbe andare in Sud America. Mo' vediamo. Raga, un saluto al comandante veneziano. Ciao!